Allora, buongiorno, buona domenica a tutti, come al solito. Oggi nessun preambolo, non serve. Ci dedichiamo subito agli ospiti, autorevoli, spiccano sulla nostra copertina, rotocalco. Quasi rotocalco, ma in ogni modo è la stessa cosa. Prego, la regista, ecco qua. Maria Carta, sarda, la regina del nostro canto popolare. Primo Nebbiolo, piemontese, vicepresidente del CONI, presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera e tante altre cariche. Ma come fa con tutte queste cariche? Ha ancora la carica? Beh, non sono poi tante le cariche. Guardi che sono tante, io ho letto il curriculum. Ma come fa? Senta, e lei? Viene facile la battuta, carta, tiri fuori quella carta vincente nel 73. Nel 73 adesso è la carta vincente in Francia, ma spero con questo di tornare in Italia. Con una carta vincente lei fa francese. l'emigrante di lusso, Sì. poi approfondiremo, Adesso abbiamo il suo marito Nebbiolo, calmo perché la vedo già fremere un pochino. Io ho l'impressione che voi gli altri due siate allievi di Mesmer, il grande magnetista, perché avete uno sguardo metallico. Devo stare attento. Nebbiolo, lei ha uno sguardo, Però ha messo può darsi che ce l'abbia io, ma la signora Carta anche la carta. ha degli occhi dolcissimi, non metallici. No, sappiamo che ai suoi concerti molta gente viene presa da raptus sardo, li coinvolge, è vero? Sì, raptus sardo, ma non solo in Sardegna, questo è importante. Si Avviene vede anche che è un fuori. coinvolgimento psicologico di quello che Lei si è fa. un po' una maga, E ho Sì, bisogno sì. di questo in un certo senso. La ricordo agli spettatori perché nel 73 lei fece Canzonissima. 74, quell'anno che fu condotta dalla Carrà. Ah, ecco. 74. Quanto prendeva? Forse l'ultimo anno di Canzonissima. Quanto prendeva a serata? No, la Carrà no, lei. Io ho 80.000 lire. Però era una cifretta Sì, gente. abbastanza. Ma ai soldi lei non è che dia troppa importanza, mi pare. Bella risata Beh, che ma c'ha, in un certo senso i soldi Simpatica. fanno parte della vita di ognuno di noi, basta scegliere il Certo. guadagno dignitoso per poter andare avanti. Per Però sopravvivere- attraverso quel guadagno dignitoso uno può fare anche quello che vuole, questo è Certo, importante. perché lei è coerente soprattutto, con se stessa e con la sua terra. Nebbiolo, atleta. No, nei fumetti no, ma mi piace questa situazione latino, io sto a posto perché noi parliamo quasi latino. Allora finalmente nel 2000 capiranno il sardo. Ecco, perché il suo Coruccio, io lo so, è che spesso dopo certe belle serate vengono in camerino, no? Gli ammiratori, ci è piaciuta tanto, però non si capisce una parola. Come mai sta cosa? Beh, Sì, certo. perché nel nostro paese, non avendo un linguaggio unico nazionale, automaticamente sono le regioni che hanno la propria lingua e poi invece non è vero niente, perché poi è l'italiano quello che si capisce di più. Certo. Io ero a cena sere fa con un indiano e mi ha detto, dice, la Carta, viene Carla Carta come ospite. Dice, noi in India abbiamo un ricordo, lei si ricorda quella volta che entrò? Sì, perché in effetti io sono fatto uno sceneggiato in India, Lo allora vedi? in un momento di solitudine volevo qualcosa, siccome appunto il sud dell'India è anche molto religioso e c'erano tantissime chiese. Un giorno avevo finito di lavorare, prestissimo sono andata in chiesa e mi sono messa a cantare, un mio modo di rapporto forse con Dio e con gli altri. Alla fine, dopo che ho finito di cantare l'Ave Maria, automaticamente ho sentito la risposta, la chiesa si era riempita Si era e mi intittita. hanno risposto cantando Ma senti una che loro bello. preghiera. Allora io per la prima volta in India non mi sono sentita sola. E adesso, Nebbiolo, un attimo e poi sarò tutto da lei. Adesso è il momento di farla sentire questa voce, splendida di Maria Carta, Vicky Danzini. Ah, all'aiuto regia sa che c'è una sarda, una sua ammiratrice, Satta. Senti un po'. Santa Maria, Madre, prega per nobis peccarola che t'adora, ora e nell'ora della morte nostra.
Brava, brava veramente, eh? Bellissimo. Io per me te la chiamo Sì, la ecco, chiamo questo Maria. perché mi mette in imbarazzo Perché le carta, persone che mi chiamano, certo, che mi carta. danno del lei, mi mettono sempre Senta, molto in imbarazzo. complimenti, ha delle calze sexy da fare impazzire. Ha visto Nebbiolo? Ma non le ho viste solo adesso, perché quando sono entrato alla RAI e stavo aspettando il passing, è arrivata la Oddio signora mio. Carta e io la guardavo dietro Perbacco. e guardavo un paio di scarpe stupende con un tacco alto che io adoro Lo vedi? e queste calze molto sexy. Lo vedi? Non sia mai che questo mi Nebbiolo, riporta un po' al successo in Italia, perché le mie gambe non le ha mai viste nessuno. Vabbè, E neanche le mie calze ha toccato sexy. il tasto. È meraviglia. Perché, Carta, non sbigoli, stia attenta, mo rida, rida. Qui c'è da sì. piangere. Sì, Il è canto vero, popolare c'ha in ragione. Italia non attecchisce più. Ma che fine ha fatto? Ma non attecchisce più perché purtroppo in Italia tutto diventa moda e come tutte le mode finiscono. Ah, sì? Solo che il canto popolare è un fatto culturale Ecco. e questo trovo che è molto grave. Forse è anche colpa nostra perché come molti non sapevano appunto cantare il canto popolare e allo stesso tempo non l'hanno saputo mantenere. Ma io credo che tornerà perché non è possibile che una cultura se ne vada e non ritorni. Bella Io ho questa continuato, continuo ad aver Insiste? coraggio e in Italia c'è gente che in effetti ha coraggio. cosa. Sta rifiorendo qualche Sì, cosina? penso di sì. Nebbiolo, dunque io ho saputo, Carta, anche lei un momento della sua vita no, ha fatto una scelta, così si era montata, no montata, ha creduto in un ideale, no? Insomma, ha scelto un po' la politica, Sì. ma è giusto che un artista scelga No, la io politica? penso di no, perché comunque è sempre una grossa esperienza. Per me è stata un'esperienza umana incredibile, Certo. appunto, forse ho fatto bene in quel momento a farlo. È stata Però consigliere a trovo- Roma, sì, no? sono stata Consigliere a Roma, consiglierata certo. a Roma, però trovo che ho dovuto incominciare da Il capo. partito il era mio quello lavoro. comunista, perché beh, Sì. bisogna dirlo, certo. E forse anche questo mi ha portato fuori dal No, giro beh, televisivo. no, perché... non sia severa, No, questo. no, sono severa perché purtroppo bisogna scegliere un partito che fa il piacere e comodo agli altri. Certo, Io ho certo. scelto un partito che faceva comodo a me perché in quel momento Ci sentivo credeva, di farlo certo. e automaticamente sapevo anche i rischi, cioè i rischi che venivo fatta fuori Beh, da ma quei lei- punti di... no, è importante Però questo. lei sa. soffre di questa crisi generale No, del canto soffro della popolare, crisi mica perché voglio in un difendere... paese civile e democratico queste cose non dovrebbero succedere. Ma io la invece domanda succedono. gliel'ho fatta apposta, perché lei deve essere aperta, aprirsi. No, sono aperta anche Sì. perché forse questo è il mio, la forza importante del mio carattere, dire che io dico sempre quello che penso. Pane, vino al vino. Sì, perché è una sofferenza non dirlo. Ecco, lo dica un po' in sardo, mi piace sentire il dialetto. È meda difficile andare innanti voi, però birese su smattessi. Mi dica un po' una cosa in piemontese, così pane. Beh, E mi dia una mano. Fate parte di quel Perché anche regno. il piemontese è difficilissimo. Eravate- diciamo che noi abbiamo Dica. molta vicinanza con i sardi perché apparteniamo a quel famoso regno Piemonte Lo sardo. rimpiange? Lo rimpiange Nebbiolo? No, non lo rimpiango, però posso dire che noi piemontesi amiamo molto i sardi. Continui un attimo in piemontese, voglio sentire sto dialetto. Beh, insomma che noi, insomma, tanta miss dei sardi. Carta, io so che lei affonda molto nel gregoriano adesso, cioè prende Affondo molto qualche anche cosina- perché forse la mia fortuna è il gregoriano in quanto la base musicale della musica in Sardegna è canto gregoriano. Ah, vedi. E allora in questo momento appunto sto curando molto il canto gregoriano, infatti i miei concerti sono metà e metà, Certo. musica popolare e canto gregoriano. Permette Nebbiolo che sentiamo prima cantare la carta e poi lei. Con estrema gioia. Ecco, Però allora- non cantare io. dopo. Beh, stia calmo. Stia calmo, non è... Dunque, Dichi, ecco, io... Di sapere Maria, chi se de grazia piena, de grazia se sai pena, in sa corrente, de grazia se sai pena, e sa corrente, su de onnipotente, con te cos'è che vi stato, proghi da preservato, immacolata, proghi da preservato, immacolata.
soprattutto gloriosa, mamma figlia e sposa de suo Signore, mamma figlia che sposa. Complimenti, Cazzo, hai sentito che bella voce? Bravissimo. Senta, io so Questa che è lei Maria del 200, che l'ho cantata anche con Branduardi, accompagnata appunto da lui al violino. Ma le canzoni che le scrive Branduardi? No, questo appunto, questo lo ama molto, ecco, per dire che anche ecco, il canto popolare poi è importante, anche fatto da musicisti del livello di Angelo Branduardi. Lui mi ha invitato nei suoi concerti ospite e ha suonato per me il violino accompagnandomi appunto Senti questa un po' che Ave Maria. onore, Branduardi col violino. No, sto parlando seriamente. No, sì, per me è non stato mica veramente scherzare. un onore. Paolo, perché le Olimpiadi? Maria Carta che ha fatto? E ho cantato all'Olimpiade, per me è stata una cosa importantissima. Quando? Perché l'anno scorso all'Olimpiade, adesso da poco, ho cantato a febbraio al Teatro della Ville, che è il teatro stabile di Parigi. Lì il sardo sta bene a Sì, tutti. il sardo sta bene a tutti, allora a questo punto arrivare all'Olimpiade col canto popolare, il regno della musica nel mondo, penso che sia il massimo che una Ci persona credo, possa ci fare. credo. Nebbiolo, scommetto che lei è juventino. Bisogna fare tutto il possibile. Certo. Carta, è vero che Amalia Rodriguez non dormiva quando lei furoreggiava qualche anno fa? Beh, mica è ancora Sì, brava. no, non è che non dormiva, è che beh. mi considerava la tragedia greca e automaticamente, come tutte le tragedie, molte volte purtroppo sono quelle che hanno più successo. Sì, Però sì. in effetti poi siamo diventate molto amiche e abbiamo fatto Ah, lo molti vedi? concerti insieme. Adesso chi teme lei sulla piazza? No, io non temo nessuno perché sono molto onesta con me stesso, so quello che faccio. Questa Desio è bravina? Do il massimo. Desio, sì, Desio è bravina perché è bravina lei, ma poi c'ha le case discografiche alle spalle, ma Desio in effetti non è canto popolare. Beh, Diciamo che il rock è un momento moderno, sì, sì, musicale della Desio, lei è molto brava. Nebbiolo, ho una preghiera da farle. Lei come vicepresidente del CONI, Senesi, che- certo, lei non gioca a bocce naturalmente. No, io non gioco a bocce, mi Qual è- piacerebbe però qual è giocare a l'hobby bocce. suo? Nessun hobby, forse la cucina. È brava? Sì, mi piace cucinare. Senta, lo sponsor però non vi dà fastidio nello sport, sta arrivando Ma non ci dà fastidio fino a quando non ci vuole controllare e ci dà dei soldi. perché ci provano, Se però lo sponsor, oltre a darci dei soldi, pensa di poter controllare lo sport, allora a quel punto bisogna un po' mettere un alt e dire che ognuno ha la sua parte e ognuno ha il suo ruolo. A Los Angeles non vedremo la nazionale italiana sponsorizzata No, a Los Angeles non si sponsorizza nessuno. alle Olimpiadi. Beh, però gli indumenti sono quelli delle divise, delle Sotto, uniformi, sotto, beh, certo. eccetera, eccetera, un po' di sponsorizzaggio, Ma un po' di sponsor ci sarà. sono boccate d'ossigeno, con Beh, i tempi che corrono, è vero. serve. Lei si farebbe sponsorizzare? Beh, io molte volte sono costretta a farlo quando devo fare dei viaggi lunghissimi e costosi, l'Italia mi sponsorizza. Lo vedi, abbiamo nominato la compagnia di bandiera, è finita, arrivederci a domenica prossima, prima però i regali. Se lo prenda, è Folco Grazie. edizioniere. È un Bellissimi bellissimo questi libro. fiori. Per lei per me. questi fiori splendidi, la lascio, se no scompagina al microfono. Salutiamo tutti, arrivederci. Arrivederci a tutti, Eccoci qua. auguri.